Ettore Barbieri, complimenti, bella prestazione, bella vittoria. Sì, sì, è stata una partita comunque combattuta e forse potevamo chiuderla prima per come si era messa a un certo punto il secondo tempo, che avevamo preso qualche gol di margine, però alla fine l'importante è stato portarla a casa, perché in questo campionato le partite sono sempre lì lì, e si vince e si perde di pochi gol, e quindi siamo sicuramente contenti della giornata di oggi. Forse avete rallentato un po' troppo circa a metà riprese e avete consentito al Correggio di avvicinarvi, poi Tommaso Volpe li ha distanziati quel tanto che è bastato e alla fine ha chiuso tutto Cristian Costenaro. Avete sentito un po' il caldo? Beh sì, sicuramente si è sentito che la temperatura si è alzata e infatti oggi abbiamo anche girato con più giocatori rispetto al solito e comunque sì, c'è stata una fase, possiamo dire, un po' critica a metà ripresa e abbiamo rischiato di commettere l'errore che stavamo commettendo anche a Seregno, che ha fatto rientrare in partita la squadra del Seregno, però per fortuna come lì anche oggi siamo riusciti a fare il gol del 6-4 che è stato liberatorio e ci ha dato anche un po' di tranquillità per giocare gli ultimi minuti. Come valuti la tua stagione sin qui? Beh, sicuramente è una stagione importante perché non è la prima in A2, però è la prima in cui gioco e giochiamo tanti minuti in A2 e penso che questo campionato ci stia dando abbastanza conferme perché stiamo riuscendo a rimanere anche nelle parti alte della classifica di A2, non era scontato dato che abbiamo iniziato il campionato pensando di salvarci e quindi penso che questa stagione sì, sia una buona stagione e quindi positiva. E non è terminata e ricordiamo poi l'appuntamento finale delle finali Under 23, no? Sì, esattamente, abbiamo le finali Under 23 qui a Brianze, a cui finito il campionato delle 2 cominceremo a prepararci per arrivare pronti a questo appuntamento appunto, su cui la società fa grande affidamento perché le abbiamo organizzate proprio qui in casa e quindi ci sarà da divertirsi anche. E c'è l'ultima gara del girone di qualificazione proprio giovedì prossimo qui in casa col Montecchio, no? Sì, giocheremo l'ultima partita, finora sono andate bene, abbiamo ottenuto 3 vittorie su 3, cerchiamo di ottenere anche la quarta e poi sì, siamo già matematicamente qualificati, sì. Però comunque poi cominceremo a pensare alle finali a giugno. Perfetto, grazie Ettore, buona serata.